Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Si rompono le corde e precipita un montacarichi in una palazzina di Palermo. 4 feriti, tra cui 2 bambini, grave la madre. Era una piattaforma artigianale costruita da un fabbro. Oggi a Lentini la camera ardente per Margaret, la giovane è morta a Roma dopo un intervento al naso. I familiari chiedono rispettate il nostro dolore, domani funerali. Morto in carcere a Catanzaro, infarto e abuso di sostanze stupefacenti, scrive il referto medico, ma il 29enne di Messina presentava ematomi e ferite. Lo scandalo dei contributi alla cultura scuote ancora la politica regionale. Dopo il caso Auteri, l'opposizione denuncia un intero sistema in mano ad un solo partito. Oltre 2000 in strada per la maratona di Palermo. Tra gli atleti tanti stranieri e 2 senior di 79 e 84 anni. Teatro, un classico della commedia siciliana, Fiat Voluntas Dei apre la stagione di prosa al Metropolitan di Catania, che punta a essere un cartellone a 4 stelle. Calcio, il Messina in trasferta a Bari a caccia della prima vittoria esterna. Dopo il derby con il Trapani, il Catania ritrova il sorriso. A Palermo è precipitato una sorta di ascensore rudimentale, un montacarichi, e cadono nel vuoto 2 donne e 2 bambini. La più grave è la madre. Sentiamo Luca Ciliberti. Un ascensore artigianale precipita a Palermo, cadono nel vuoto e restano ferite mamma, nonna e 2 figli. Paura in piena notte in uno stabile di via Mura San Vito, nel rione Capo, accanto al comando provinciale dei Carabinieri. La donna di 32 anni ha riportato trauma e ferite profonde alle gambe. Per i più piccoli, un bambino di 7 anni e una ragazzina di 13 anni, fortunatamente solo lievi traumi. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche la loro nonna di 71 anni. Entrambe le donne sono state trasportate d'urgenza al pronto soccorso del Civico, mentre i ragazzini sono stati trasferiti all'ospedale Cervello. L'impianto, secondo una primissima ricostruzione, sarebbe stato costruito artigianalmente da un componente della famiglia che di professione fa il fabbro. È stato proprio quest'ultimo ad essere stato aiutato dai vigili del fuoco a scendere con l'ausilio di una scala, poiché era rimasto bloccato al primo piano. L'ascensore, di fatto un montacarichi, serviva per salire e scendere da casa, visto che la palazzina era sprovvista di scala interna. Probabilmente, a causa del peso che superava il massimo consentito, le corde che sostenevano la pedana non hanno retto e si sono spezzate. Intanto la procura di Palermo ha disposto il sequestro dell'impianto dopo i rilievi durate ore della scientifica. Fino a tarda notte invece i vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza l'edificio. Sul caso è intervenuto un Consorzio per l'Italia, organismo no profit al quale aderiscono oltre 120 imprese del settore ascensorista. In una nota parlano di caso limite perché si tratterebbe di un impianto non omologato e non collaudato, ma soprattutto non soggetto a manutenzione da parte di una ditta accreditata. L'Italia, il dato è poco noto, conta 1 milione di ascensori attivi su tutto il territorio nazionale ed è seconda al mondo solo dopo la Cina. Per più della metà, però, questi impianti sarebbero vetusti. È rientrato nella sua Lentini il corpo della giovane Margaret, morta a Roma durante un intervento di rinoplastica. Oggi la camera ardente, il dolore di familiari e amici, domani l'ultimo saluto. Francesco Aloi. Non era mai arrabbiata, sempre col sorriso, una ragazza speciale. Margaret era così, sempre solare, pronta ad aiutare gli altri nel lavoro come nella vita. Sì, la vita, la stessa che gli è stata strappata ad appena 22 anni. L'intervento al naso a Roma, la corsa in ospedale, la morte. Adesso è tornata nella sua Lentini, una cittadina sotto shock. Era una persona molto buona, diciamo, di cuore, di tutto quanto. Non ci sono parole per quello che è successo. Vuol dire che questo era il suo destino. Era dolcissima Margaret, sempre sorridente, non la vedevi mai arrabbiata. I familiari sono vicini al feretro, si abbracciano, condividono un dolore talmente grande che mai si potrà cancellare, però preferiscono chiudersi nel silenzio. Hanno riportato a casa ieri da Roma Margaret. Sono ovviamente chiusi nel loro momento di dolore che non è traducibile a parole. Le indagini intanto continuano. I 2 medici, padre e figlio, sono indagati per omicidio colposo. Dopo l'autopsia ora si attendono gli esiti degli esami istologico e tossicologico. Credo che i consulenti debbano svolgere come da incarico del sostituto procuratore, quindi attenderemo gli esiti.
e domani sarà il giorno forse più doloroso. Alle 11 in chiesa madre l'ultimo saluto alla giovane Margaret. E su questa vicenda si registra l'appello ai giovani da parte del presidente dell'Ordine dei Medici di Siracusa, Anselmo Madeddu. Verificate sempre l'affidabilità dei messaggi sui social, scrive, e ricordate che il medico online non potrà mai sostituire il medico vero. Prima di affidarsi a specialisti di ogni genere, aggiunge, sarebbe opportuno consultarsi con il proprio medico di famiglia. Un detenuto messinese invalido e con problemi di salute mentale è morto nel carcere di Catanzaro. Il suo corpo presentava evidenti ematomi e varie e profonde ferite da taglio, ma il referto parla di abuso di sostanze stupefacenti e arresto cardiaco. L'avvocato, a nome della famiglia, chiede di fare chiarezza. Francesco Triolo. Non convince la famiglia la morte del 28enne messinese Ivan Domenico Lauria, che diventa un caso. Il giovane, che si trovava in carcere a Catanzaro, dove stava scontando 11 anni e 2 mesi, è morto venerdì scorso, secondo il certificato medico, per abuso di sostanze stupefacenti ed arresto cardiaco. Una motivazione che la famiglia contesta e ha dato mandato all'avvocato messinese Pietro Ruggeri di presentare una denuncia per chiarire le modalità del decesso, anche perché, secondo la famiglia, il corpo del ragazzo presentava evidenti ematomi e ferite da taglio, oltre che parti del corpo sanguinanti. Al di là del certificato medico, che fra l'altro attesta anche un abuso di sostanze stupefacenti e come possa essere possibile in carcere, questo ovviamente secondo me sia giusto approfondire e chiarire, ma al di là di questo ci sono ovviamente delle ferite anche nella testa e delle tracce di sangue nei vestiti che non possono essere compatibili soltanto con un semplice arresto cardiaco. A Ivan Domenico Lauria, tossicodipendente invalido civile al 75% con gravi problemi di salute, accertati anche da consulenti d'ufficio nominati nel corso dei vari procedimenti, non era stato concesso il differimento dell'esecuzione della pena. Abbiamo fatto non una, ma del 2021 che facciamo richieste quando era lui detenuto alla casa circondariale di Trapani, richieste che sono state fatte anche al Ministero di Giustizia, tanto che eravamo pronti anche a fare una richiesta di interrogazione parlamentare. Sembrava che la situazione si fosse sbloccata perché veniva trasferito, almeno inizialmente era trasferito a Barcellona, poi è stato trasferito a Palermo, però la situazione purtroppo ha avuto questo epilogo. Non solo i contributi rilasciati all'associazione del deputato Auteri, ora espulso da Fratelli d'Italia proprio per questa vicenda. L'opposizione tuona, c'è un intero sistema, dice, da riformare in Sicilia. Manlio Viola. Non accenna a rientrare il caso Auteri sull'uso delle somme destinate alla promozione turistica e culturale in Sicilia. Il deputato indipendente Ismaele Lavardera, protagonista della prima denuncia proprio su questo caso, ovvero sui contributi rilasciati ad un'associazione che ha sede a casa della madre del deputato di Fratelli d'Italia, lancia un nuovo allarme. Ospite de Il Punto parla di un settore turistico e culturale ostaggio di un solo partito, Fratelli d'Italia, e poi racconta di casi anche più eclatanti di quello fino ad ora conosciuto. Io do un'altra notizia e mi assumo la responsabilità di quello che dico all'interno di questa trasmissione. Lei lo sa che ci sono delle associazioni che hanno preso dei contributi di spettacoli, iniziative, e di quei spettacoli, di quelle iniziative non c'è traccia? Anche su questo ci sono delle indagini in corso. Intanto proprio Auteri, deputato siracusano di Fratelli d'Italia, dopo essersi autosospeso dal partito, ha lasciato il gruppo dei meloniani e aderito al gruppo misto. Ironia della sorte, si troverà collega di gruppo proprio di Lavardera, che minacciò nei bagni dell'Ars per quella denuncia. Chiederò quantomeno al presidente dell'Arse, ma questo gliel'ho già chiesto, che non mi metta nella stessa stanza con Auteri, perché sarebbe veramente ridicolo, no? Nel senso che nella divisione delle stanze, quantomeno che non mi si permette di averlo di fronte. Ma la vicenda non riguarda soltanto lo scontro personale fra i due deputati. L'intera opposizione chiede adesso di cambiare le regole generali. Si dovrebbe chiedere innanzitutto scusa per quello che è successo, e non abbiamo sentito ancora una parola di un esponente né di Fratelli d'Italia né del centrodestra di scuse su questo utilizzo delle risorse. Le somme che ancora non sono state impegnate si dovrebbero bloccare, si dovrebbe dire intanto ci fermiamo. La cosa insopportabile, Luca, è che ci sono comuni che aspettano trasferimenti per la solidarietà sociale, per il bonus affitti, per il servizio scuolabus. Quelle somme ancora la Regione non le liquida. Lo scontro cresce mentre si avvicinano il bilancio della Regione 2025, la finanziaria e l'ennesima legge di stabilità.
A Catania i solarium del comune, le piattaforme utilizzate per prendere il sole durante la stagione estiva, sono ancora parzialmente montate e rappresentano un pericolo potenziale per l'ambiente e la sicurezza. Il Natale è quasi alle porte, negozi e centri commerciali hanno già addobbato gli alberi e nonostante l'estate sia ormai alle spalle, a Catania i solarium di Ognina, utilizzati durante la stagione balneare ufficiale calendarizzata dal comune, sono ancora ben visibili sulla scogliera e si trovano ancora in uno stato di parziale smontaggio. Nonostante il brusco abbassamento delle temperature e il maltempo dei giorni scorsi, il lungomare resta sempre il luogo favorito per le passeggiate. Questo è quello che si presenta all'occhio di un comune fruitore della domenica. La procedura di smontaggio, che sarebbe dovuta terminare già da settimane, va a rilento e potrebbe rappresentare un potenziale pericolo per l'ambiente circostante e per la sicurezza marittima. Eventuali distacchi di parte della struttura infatti potrebbero finire in acqua anche a causa delle mareggiate e creare pericoli per le imbarcazioni. Il materiale di risulta, poi spesso lasciato sugli scogli, deturpa e danneggia l'ambiente. Un pericolo evidenziato anche dall'associazione Consitalia, che in una nota ha sottolineato che questi problemi si ripetono ogni anno e rappresentano un'ulteriore dimostrazione della necessità di migliorare la pianificazione e la gestione delle infrastrutture pubbliche legate al demanio marittimo. La situazione attuale, secondo l'associazione, non solo danneggia l'immagine della città, ma crea un precedente preoccupante sulla custodia e la valorizzazione dei beni pubblici. Servirebbe dunque rimuovere al più presto i materiali pericolosi abbandonati dai solarium e chiarire eventuali responsabilità legate allo stato di abbandono. Il timore è quello che queste strutture, lasciate sulla scogliera, si deteriorino a dispetto dei soldi spesi dalla collettività. Oltre 2000 in gara per la maratona di Palermo, ci sono tanti stranieri e anche 2 senior, un uomo di 84 anni e una donna di 79. Marco Gullà. A Palermo è stato il giorno della maratona, edizione numero 29, 2400 corridori lungo i 42 chilometri del percorso nel centro cittadino. Colori, sport e una domenica di passione per gli automobilisti palermitani, considerati tanti divieti e le strade chiuse al traffico per permettere il regolare svolgimento della manifestazione. 50 nazioni rappresentate, il contingente più numeroso è quello della Polonia con 105 atleti e atlete, podio virtuale delle nazioni completato da Francia e Gran Bretagna. Tra le regioni italiane, oltre alla Sicilia, si contano atleti anche che sono arrivati dalla Lombardia, Campania, Lazio, Calabria, Veneto ed Emilia-Romagna. A correre anche 2 senior, una donna di 79 anni e un uomo di 84. A tagliare il traguardo, prima di tutti, il malese di Achité e la trapanese Federica Cerrigliaro. Oggi è la giornata mondiale dei bimbi nati prematuri. All'ospedale San Marco di Catania, dove il reparto di neonatologia si occupa di loro con cure e strumentazioni all'avanguardia, le famiglie si incontrano per vivere insieme un momento di festa e riflessione. Simona Mazzone. Un simbolo viola per accendere i riflettori sulle nascite avvenute prima della 37esima settimana di gestazione nella giornata mondiale della prematurità, arrivata quest'anno alla 16esima edizione. Comuni e ospedali di tutta Italia illuminano monumenti, piazze, edifici. Questo è il Castello Normanno di Motta, mentre questo è il municipio di Aci Castello. Ogni anno nel mondo oltre 13 milioni di bambini nascono prematuri, in Italia sono circa 25.000, solo in Sicilia 2.500. I prematuri nati troppo presto, accolti dal calore di una incubatrice piuttosto che dalle braccia della loro mamma, lottano per la vita, assistiti e curati dai medici come al San Marco di Catania. Noi nella terapia intensiva neonatale dell'ospedale San Marco attuiamo già da anni un programma di neurocritical care, che è un approccio multidisciplinare a questi bimbi volto a ridurre il danno neurologico e con l'obiettivo di migliorare l'outcome neuroevolutivo a breve e a lungo termine. Campagne di sensibilizzazione, giornate a tema, l'attenzione rivolta alle famiglie affinché i bambini nati prematuri abbiano ovunque, anche nei territori di guerra, il diritto all'accesso alle cure di qualità. È un messaggio molto importante, molto forte, che continua a sostenere le terapie e il sostegno ai bimbi prematuri anche laddove per cause purtroppo guerre e altro non riescono ad arrivare. All'ospedale Garibaldi di Catania da diversi anni c'è la banca del latte, dove le neomamme possono donare il proprio latte ai piccoli prematuri che necessitano di essere alimentati.
Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie. Parleremo fra l'altro anche di mototerapia, perché anche le due ruote possono aiutare l'autonomia e l'integrazione dei più fragili. A tra poco. Approda a Grotte, in provincia di Agrigento, la mototerapia, un progetto per l'autonomia e l'inclusione dei ragazzi affetti da disturbi comportamentali. Davide Sardo. La mototerapia come arma sanitaria, la moto come strumento attivatore emozionale, sensoriale, motorio e motivazionale. Le due ruote capaci di indurre gli adolescenti con disturbi della relazione, del neurosviluppo e autismo ad una relazione significativa, inserendosi in un progetto di reintegrazione globale. La mototerapia approda per la prima volta a Grotte, in provincia di Agrigento, dove vi è un'elevata percentuale di bambini affetti da disturbi comportamentali. Una bella esperienza di inclusione per i diversamente abili, nell'ambito di quello un po' che è la nostra, di quelli che sono un po' i nostri obiettivi, cercare di realizzare appunto tutte queste attività nell'ambito del sociale. A dicembre la mototerapia sarà accolta negli ospedali siciliani. Gireremo l'ospedale dei bambini, l'ospedale di Catania, San Marco e Garibaldi, l'ospedale di Agrigento e San Giovanni di Dio e Caltanissetta pure, quindi ci sarà da divertirsi. Siamo agli spettacoli, un classico della commedia siciliana. Fiat Voluntas Dei apre la stagione di prosa al Metropolitan di Catania, che punta a essere un cartellone a 4 stelle. Eva Spampinato. Ci sono simpatii e 4 miss cantate, Fiat Voluntas Dei apre il sipario di una stagione a 4 stelle Gilberto Idonea sul palco del Teatro Metropolitan di Catania. Un classico che non tramonta mai, una storia d'amore e gelosie ambientata in un piccolo paesino siciliano che coinvolge e diverte il pubblico con la sua semplicità, il calore umano, il sapore inconfondibile della Sicilia. Un pubblico che non ha mai fatto mancare l'appoggio alla compagnia guidata da Alessandro Idonea sul solco del padre Gilberto. È la stessa cosa che mi chiedo da tanti anni io, perché continuano a venire? Ma vuol dire che qualcosa di buono la facciamo. Alessandro Idonea dirige la commedia ma veste anche i panni di padre Attanasio, impegnato a soccorrere i poveri, risolvere dispute tra coniugi e fare da paciere nelle questioni amorose. Non ti spaventare che la ragazza è una bravissima ragazza. E seguiranno tutta una serie di appuntamenti tutti volti alla tradizione, sapete com'è, Miracolo che poi sarebbe San Giovanni Decollato. Nel cast anche Manuela Ventura e Bruno Torrisi. E Alessandro si ostina ancora a chiamarmi nonostante tutti quanti sono più bravi di me, io non capisco perché mi chiama ancora, ogni anno sono una consuetudine, secondo me non trova facilmente attori e quindi poi chiama me. Ho iniziato con Gilberto, abbiamo fatto tanti lavori insieme e adesso con Alessandro continuiamo in questo clima che è sì di lavoro, però in realtà è un grande clima di affetto, di amicizia, una grande famiglia. 6 gli spettacoli in cartellone fino al 4 maggio, a cui si aggiunge un titolo fuori abbonamento. Anche Enzo De Caro che è il nostro fiore all'occhiello con Non è vero ma ci credo, un testo di De Filippo, quindi appunto tutto all'insegna della tradizione. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva per parlare della trasferta a Bari del Messina e fare poi un bilancio del derby Catania-Trapani. Siamo al calcio, il Messina è in trasferta a Bari contro il team Altamura a caccia della prima vittoria esterna. Francesco Triolo. Continuità, certezza e soprattutto punti è quello che cerca il Messina nella trasferta di oggi pomeriggio a Bari contro il team Altamura in quello che è un vero scontro diretto per la salvezza. Giallorossi e pugliesi sono distanti appena 3 punti con la possibilità concreta per la squadra imodica di agganciare i biancorossi in caso di successo e sarebbe il primo in trasferta in questo campionato. Ecco perché quello del San Nicola diventa un crocevia importante per il prossimo futuro del Messina, atteso poi da 4 scontri diretti sino a Natale. Temi che non sono stati affrontati da Giacomo Modica nel presentare la partita, visto che l'allenatore anche questa settimana ha saltato la conferenza stampa prepartita e continua nel suo silenzio. A parlare, sperano tutti, sia il campo, dove occorre dare concretezza e continuità ai risultati.
Di Donato, tecnico dell'Altamura, ha sottolineato come il Messina abbia sempre mostrato gambe ed un atteggiamento tosto, quindi ci si può attendere una partita ad alto tasso di attenzione. Per quanto riguarda le formazioni, Di Donato dovrà fare a meno di Minesso, Franco, Palermo, Sadic e Sabatani, ma recupera a campo. In campo dovrebbe schierarsi con un 4-4-2 con davanti Leonetti, che ha già segnato 6 gol, e D'Amico. Da capire invece come si presenterà il Messina, che può provare a stare coperto e ripartire con un 3-5-2, già visto nelle precedenti giornate, oppure giocarsela con un 4-3-3 che potrebbe rivedere dall'inizio Salvo, dopo aver scontato il turno di squalifica. Senza Frisen, fermato dal giudice sportivo, andrà occupata un'altra casella under, utile per il minutaggio, dunque non è da escludere l'impiego di Anselmo, anche se Petrucci potrebbe giocare da titolare. A quel punto l'altro fuori quota dovrebbe essere impiegato sull'esterno o in attacco, dove dovrebbero andarci Anatriello, Pedicil e Petrungaro. Calcio inizia alle 15, arbitra Diop di Treviglio. E facciamo adesso un bilancio del derby Catania-Trapani, che ha lasciato ovviamente stati d'animo molto diversi. Una vittoria che regala serenità, restituisce fiducia e permette al Catania di avanzare in classifica e tornare a galleggiare a ridosso delle prime della classe. Ci voleva un successo così per mettersi alle spalle il periodo di crisi, e sicuramente la vittoria nel derby contro il Trapani rappresentava la migliore medicina. Una performance di carattere con il Catania che poteva anche vincere con un punteggio più rotondo. Se i rossazzurri hanno invertito la marcia, però lo scopriremo solamente nelle prossime giornate, in primis quella di sabato, quando il Catania dovrà giocare al Partenio contro l'Avellino. La sconfitta nel derby ha invece ridimensionato il Trapani, che dal canto suo sperava in un risultato positivo per emettere un ruggito e dare un segnale forte al campionato, ma così non è stato. La posizione di Salvatore Aronica comunque non è in discussione, lo conferma la società, che si è detta soddisfatta della prova dei Granata. Un rendimento comunque sotto le aspettative, aggravato da una sola vittoria nelle ultime 5 partite. Passiamo al Palermo, che al contrario delle altre siciliane non scenderà in campo per la sosta di campionato. Rosanero, che domenica prossima giocheranno al Barbera contro la Sampdoria, una partita spartiacque. Se il Palermo vorrà ancora alimentare la speranza di rimanere agganciato ai primi vagoni del treno promozione, dovrà necessariamente vincere. In 3 Brunori, Henriel e Duaron scalpitano nel Palermo per prendere le redini del reparto offensivo. Difficile che Dionisi intervenga sul modulo, si prosegue col 4-3-3, come sempre accaduto sin qui. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. Vi ricordo l'informazione torna alle 19, a tutti una buona domenica.